Benvenuti, oggi è lunedì 16 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 16.43. La luna si leva alle 17.38 e cala alle 8.26. La chiesa oggi celebra Santa Adelaide. Il nome Adelaide ha origine tedesca e significa di nobile aspetto. Oggi, 16 dicembre, è la giornata nazionale dello spazio. La ricorrenza è stata istituita dal governo italiano nel 2021 e mira a sensibilizzare i benefici della scienza e della tecnologia in ambito spaziale. Il nostro paese è stato tra i primi a mettere in orbita un satellite artificiale interamente realizzato a livello nazionale, dando inizio alla storia di successo dell'Italia nel settore spaziale. Tra i vari scienziati a collaborare alla realizzazione del veicolo spaziale inviato nel 1964 ricordiamo il fisico Edoardo Amaldi. Festeggia 70 anni la cantante Ivana Spagna. Dopo la fase dance scandita da successi internazionali come Easy Lady e Call Me, passa all'italiano e al genere pop con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo. È stata ospite della trasmissione televisiva Belve, condotta da Francesca Fagnani. Sono 72 le candeline per l'ex calciatore Francesco Ciccio Graziani. Campione del mondo con la nazionale nel 1982, con 122 gol totali nel Torino, si trova al 7° posto della classifica dei marcatori del club Granata. Infine, buon compleanno all'attrice napoletana Luisa Ranieri, che compie 51 anni. Alterna al cinema e in TV ruoli drammatici e più leggeri, caratteristiche che la rendono perfetta per opere di carattere nazional-popolare. È legata al collega Luca Zingaretti. I due si sono sposati con rito civile al castello di Donnafugata a Ragusa nel 2023 nel cast di Nuovo Olimpo, l'ultimo film del regista Ferzan Özpetek. Un principio cardine del sistema costituzionale del Regno Unito venne fissato per la prima volta con il Bill of Rights, la Carta dei diritti, approvata il 16 dicembre del 1689. Ispirato al pensiero del filosofo John Locke, padre del liberalismo, il documento nacque per definire i limiti dei poteri della corona. Ma sapete cos'è la superluna? Si tratta di un effetto di aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista dalla Terra. Questo è possibile quando la Luna si avvicina alla Terra, apparendo fino al 15% più luminosa e al 30% più grande rispetto alle lune piene normali. Questo accade perché la sua orbita attorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse. Di conseguenza, la Luna a volte si trova più vicina alla Terra, quindi in perigeo, e altre volte più lontana, quindi in apogeo. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi la luna è dolcemente in Cancro e fa iniziare una settimana all'insegna di qualche sogno un po' contrastato in opposizione al Sole e a Nettuno. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, luna in quadratura oggi non sono proprio i sogni la vostra dimensione, anzi avete un forte bisogno di concretezza e realtà. Agite e sistemate qualcosa che vi sta particolarmente a cuore, proprio perché poi volete il resto della giornata tutto per voi e per i sentimenti. Toro, luna compatibile amica quella di oggi, anche se un po' desidera comunicare di qualche sogno, desiderio e aspettativa che per adesso sentite un po' deluso. Non preoccupatevi, lo svolgimento della settimana è in serbo qualcosa di interessante per voi, quindi oggi è solo un po' di malinconia. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna che parla un po' di spese e di finanze, forse occorre una maggiore accuratezza, proprio perché magari preferite dare spazio a un viaggio o organizzare le vacanze natalizie proprio con qualcuno che amate, che però è da raggiungere. Cancro,
La luna oggi è nei vostri gradi, quando la vostra signora incede nel vostro arco zodiacale sicuramente c'è una maggiore energia perché però questa volta è un po' contrastata proprio perché l'opposizione lunare con il Sole la depaupera un po' e la quadratura di Nettuno non aiuta sicuramente a focalizzare bene gli affetti o gli interessi affettivi. Cercate di fare chiarezza dentro di voi. Leone, con questo Marte un po' inceppato ma sicuramente caldeggiato da Mercurio che tende comunque a farlo esprimere in una maniera più contenuta, la Venere in opposizione tende a essere un po' litigarella, un po' di gelosia, a volte qualche distanza, ma niente che con il dialogo, con il partner non riuscite a recuperare. Vergine, una giornata oggi che prevede un Mercurio attivo che è uscito dal suo stato di torpore e che già vi dà una maggiore quantità di impegni e di ingegni, ma non solo, Mercurio vi richiama all'esigenza affettiva. E anche se Venere è molto distante in gradi, vi ricorda che ci deve essere necessariamente il tempo per gli affetti. Bilancia, con l'estrosa luna in acquario, in trigono e amica, oggi siete sicuramente più propensi e predisposti agli affetti. La luna per oggi è in quadratura, per cui l'umore non è comunque quello ideale. Avete bisogno di attenzione, avete bisogno d'affetto e di essere rassicurati. Scorpione, la giornata di oggi prevede una bellissima luna in trigono, un po' malinconica, un po' pensierosa, ma molto in tono col vostro carattere autunnale. Oggi è una buona giornata per creare accordi lavorativi e per avere una maggiore chiarezza sulle spese economiche da affrontare. Sagittario, è una settimana che inizia all'insegna dei conti e degli accordi, per cui un Mercurio attivo vi aiuterà sicuramente nella dialettica e nel patteggiare. Il Sole è un po' confuso proprio perché sia Giove che Nettuno quadra e Giove opposto, lo vessano un po'. Poco male però, dovete solo essere lucidi e razionali e non agire distinto se potete. Capricorno, una giornata che inizia con una luna in opposizione, molto probabilmente oggi dovrà essere chiaro cosa si intende per rapporto a due, proprio perché i dubbi di Nettuno su quella luna e sul Sole tenderebbero un po' a voler chiarire da parte vostra la natura dei rapporti che intercorrono tra voi e gli altri, tra voi e il partner. Acquario, è sempre più intensa quella Venere che vi sta chiedendo assolutamente di essere felici. Un bel trigono con Giove la rende ambiziosa e grandi amori sono comunque nati. Un incontro fortunato può avervi molto colpito, adesso non dovrete fare altro che coltivarlo. Pesci, giornata oggi con una luna di trigono, ma che proprio nei vostri gradi quadra con Nettuno. Nettuno la rende un po' caotica e anche se vi rende ipersensibili, oggi saprete comunque dominare le emozioni. Saturno è sempre dalla vostra parte. In ogni caso, oggi sarete bravissimi a intuire le vere intenzioni di una persona. L'interesse per il calcio spinge alcuni inglesi e italiani riuniti il 16 dicembre del 1899 a Milano in una fiaschetteria a fondare il Milan Football and Cricket Club, che nel 1945 diventerà Associazione Calcio Milan. Già nel 1901 arriva il primo scudetto. Fine serata, siamo con il nostro gruppo di amici. All'improvviso qualcuno si alza dal tavolo e dice: beviamo il bicchiere della staffa e andiamo a casa. Ma chissà perché si utilizza proprio questo modo di dire per indicare l'ultima ordinazione da fare in un locale prima di lasciarlo. Questo modo di dire viene dall'Ottocento, quando i signori usavano bere l'ultimo bicchiere quando già avevano un piede nella staffa del cavallo, pronti per salire in sella e tornare a casa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è Philip Dick, uno dei più innovativi e visionari scrittori di fantascienza.
Interessato ai processi di manipolazione da parte del potere, nei suoi libri ha descritto mondi distopici. Assuntore di anfetamine, ebbe una vita turbolenta con 5 matrimoni tutti falliti. Morì di infarto poco prima dell'uscita di Blade Runner, film tratto dal suo romanzo più famoso, Il cacciatore di androidi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il saggio preferisce essere lento a parlare, ma pronto ad agire. E d'altronde oggi è lunedì, quindi si potrebbe pure iniziare un po' a rilento, ma l'importante è essere pronti ad affrontare questa nuova settimana che è alle porte. Noi ci vediamo domani sempre qui. Buona giornata dalla vostra Martina.